Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Giorgio Altare, per prima cosa, qual è il clima all'interno dello spogliatoio dopo la partita contro il Parma? No, siamo tranquilli, sappiamo che abbiamo fatto comunque un'ottima prestazione, siamo stati un po' sfortunati alla fine, però adesso dobbiamo cancellare e pensare subito alla prossima partita per dare, diciamo, una svolta a quello comunque che si è fatto. Prossima partita che sarà contro il Sud Tirol, che partita ti immagini? No, sicuramente è totalmente diversa, la metteranno tanto sul fisico, sui contrasti e già questa settimana ci stiamo lavorando col mister e dovremo dare il massimo. Come ho detto, è una squadra ostica e quindi dobbiamo dare il 100%. Visto l'andata, la guarderemo e cercheremo di limare gli errori che abbiamo fatto all'andata e daremo una svolta a livello di contrasti, come ho detto prima, di fisicità, perché comunque loro metteranno la partita per la loro forza che hanno, capito? Tu personalmente come stai? Sappiamo che hai avuto degli acciacchi, adesso problema superato, stai ancora facendo qualche terapia o come stanno le cose insomma? No, sto molto meglio, continuo comunque con le mie terapie di norma, però saprò dare il mio contributo. Senti, so che è un argomento un po' spinoso, ma dopo che Jonsen è andato alla Cremonese, che ripercussione ha avuto all'interno dello spogliatoio? Perché comunque parliamo di un ragazzo che era qui da 4 anni, ecco. No, è una vicenda che ci ha pensato la società col mister e quindi noi non abbiamo interferito, abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, siamo scesi in campo come abbiamo fatto sin dall'inizio e siamo andati dritti per la nostra strada. Non sono cose che ci riguardano a noi e quindi continuiamo a fare le nostre cose che abbiamo sempre fatto, che ci sia o meno, capito? Chi invece c'è nuovamente è Jay Itzis e questa è la buona notizia. Sì, no, siamo contentissimi che sia ritornato, l'abbiamo sostenuto in questi lunghi 3 mesi e non vediamo l'ora che ci dia il suo contributo, perché comunque noi l'abbiamo diciamo coccolato, perché comunque ha avuto un problema serio e niente, adesso saprà darci il nostro contributo come avete visto nella prima periodo di stagione. Anche perché tra l'altro la difesa, se da prima, la difesa arancione-nero-verde ovviamente, se da prima era se non la migliore, una delle migliori del campionato cadetto, poi, come ha detto anche mister Vanolli, ha cominciato a subire troppi gol. Sì, no, è vero, abbiamo mai avuto un crollo mentale, però dobbiamo lavorarci e ci stiamo già lavorando col mister e dovremo dare il massimo per subire meno gol, perché comunque come ci dice il mister, la Serie B meno prendi gol più vai avanti. E ultima cosa, gestire forse meglio gli episodi, perché anche contro il Parma, senza nulla togliere agli avversari, la sconfitta è arrivata proprio all'ultimo, con un Eurogol certo, ma all'ultimo. Sì, nel calcio c'è anche un po' di fortuna, è andata alla loro parte e niente, come ho detto prima, bisogna cancellare e ripartire subito perché abbiamo a disposizione tante altre partite, tanti altri punti e possiamo arrivare ancora comunque primi, quindi non c'è tanto da preoccuparsi, cancellare e ripartire subito a 3000 col Sultiro.